Puntare a un nuovo modello di produzioni familiari che preservino e valorizzino le tradizioni e le usanze dei territori, aiutando a combattere lo spopolamento, è quanto chiede l'associazione Sardos, che interviene sulle polemiche suscitate in questi giorni dalla discussione sulla legge regionale 28 del 2018 sulla suinicoltura. L'associazione in una nota chiede l'apertura di un tavolo sulla questione dell'allevamento familiare dei suini e propone alcune modifiche alla norma quadro. Suggeriamo, spiega il presidente Alberto Filippini, per quanto riguarda il fatto tecnico, la soluzione già adottata in passato, quando non essendo stata applicata la definizione esatta di allevamento familiare, riportata nel decreto legislativo 200 del 2010, si era creato un nuovo allevamento ibrido, un allevamento con fino a 4 capi, cui era possibile iscriversi semplicemente col solo codice fiscale, presentando una domanda ai servizi veterinari delle ASL competenti. Se nelle norme attuative della legge 28, continua Filippini, verrà consentito alle migliaia di allevamenti ibridi di transitare tra gli attuali allevamenti professionali, sempre con il solo codice fiscale, allora non ci sarà nessuna ripercussione per chi ieri aveva un allevamento ibrido con una scrofa e domani continuerà ad avere un allevamento professionale sempre con una scrofa. Ritornando poi alla nostra proposta di creazione di un modello sociale che favorisca il presidio attivo del territorio, continua la nota, mantenendo gli attuali insediamenti o rivitalizzando quelli abbandonati, facendoli diventare punti di vita per famiglie, ma anche opportunità di offrire servizi turistici con ospitalità, ristorazione, accompagnamento, vendita di prodotti autoprodotti. Siamo disponibili a discuterne con le commissioni consigliari competenti.